Allora, riprendiamo la trasmissione. Questa è la nona puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia su Radio Cooperativa Padova. Oggi stiamo parlando dei farmaci, nella cura della malattia mentale. Con noi il dottor Gerardo Favaretto e Susanna Brunelli insieme a me. Io sono Anna Gatti che ci aiuta a fare un po' di domande. Allora, Susanna, do a te la parola per porre delle domande al dottor Favaretto. Io volevo chiedere al dottor Favaretto perché spesso la psicoterapia non è associata all'utilizzo dei farmaci, perché mi sembra che non sempre si associno queste due cose. Sì, credo che in parte devo ritornare sul concetto di cura, no? Come lo dicevo prima, nel senso che la cura è intesa proprio come la comprensione e la progettazione dell'insieme di interventi che possono essere fatti per supportare una persona, per aiutare a risolvere il suo problema. Se mi permette, io un po' la rovescerei la domanda, no? Cioè, come mai qualche volta accade che si danno solo farmaci e non si fa niente altro? Ok. E questo credo che sia un problema, cioè il fatto che in pratica, in certi momenti, l'unica relazione, l'unico tipo di rapporto che viene instaurato fra una persona che ha una difficoltà e chi lo cura sia semplicemente il controllo medico ed eventualmente una definizione o meno di farmaci. E questo è davvero un problema, nel senso che tanto più il bisogno, la malattia per esempio è importante, seria, grave e comporta disfunzionamento della persona, tanto più, l'abbiamo appena detto, i farmaci sono uno degli strumenti, ma ce ne vogliono molti altri. Questo qui apriremo tutto un discorso sui servizi, il modo in cui sono organizzati, la carenza di risorse, forse anche una scarsa conoscenza o comunque di personale non sempre ben formato all'uso di strumenti come la psicoterapia o la psicoeducazione o gli interventi psicosociali in generale. Questo anche purtroppo è un dato di fatto, in molti posti ce ne sono, personale preparato, ma magari sono pochi, per cui insomma questo... però mi permetto di sottolineare uno degli aspetti, che è il fatto che la risposta farmacologica certe volte è la più semplice. Cioè, una persona appunto che ha una qualche difficoltà, in un certo senso, per certe persone, questo vale in particolare, si affida al modello medico e si aspetta appunto una risposta in termini diagnostici molto chiara. Si aspetta anche una risposta in termini poi di prescrizione farmacologica efficace e tutto sommato questo modello è un modello che in un mondo ideale è il più semplice, no? Nel senso io ti dico cosa c'hai, prendi questa cosa ti passa. Fatto sta che purtroppo spesso non è così. E allora uno dei motivi, qualche volta, a parte tutti quelli che ho detto, anche poi la difficoltà ad accedere, no, a percorsi psicoterapici, è anche il fatto che le persone stesse certe volte dicono, bah, insomma, ma perché devo andare, devo fare tutta questa cosa, che non capisco il senso, eccetera. Magari vado lì, mi danno qualcosa, sto meglio. E qualche volta succede anche, non è che non succede mai, qualche volta succede, magari c'è una prescrizione. E quindi anche questo aspetto, come dire, un po' di ridurre tutto, no? Modello molto medicalizzato, che non è un problema solo degli operatori, qualche volta è anche un problema delle persone, no? Che si aspettano questo tipo di prestazione, fa sì che non sempre si conciliano i due strumenti, insomma. Sì, volevo solo aggiungere una cosa su questa domanda che ha fatto Susanna, perché parliamo di psicoterapia, di cui tra l'altro nelle nostre trasmissioni non abbiamo ancora fatto nessuna trasmissione sulla psicoterapia, perché per me è un mondo sconosciuto, però abbiamo parlato tantissimo della riabilitazione invece, che è l'altro intervento di cura, no? Abbiamo fatto tante trasmissioni proprio
rivolte a quelle situazioni di persone con un grave disagio, una grave malattia mentale, che hanno bisogno anche di essere accompagnate nella vita, quindi essere inserite nel lavoro, nell'abitare, nella socializzazione. Abbiamo parlato molto di riabilitazione e pochissimo di psicoterapia. Però adesso di fatto, se uno si rivolge a una struttura pubblica, le possibilità, la probabilità di avere un supporto con uno psicologo mi pare che sono comunque in assoluto molto, molto scarse, insomma, no? Su questo non ci sono dubbi. Ecco. Scusa Susanna, volevi fare altre domande? Sì, io volevo chiedere, ma quando una persona si presenta, cioè, al centro salute mentale, ad esempio, per la prima volta, cosa gli viene spiegato? Gli viene spiegato che deve assumere dei farmaci, quali sono le possibilità, quali sono le possibilità di cura, di approccio, non so, anche che tipo di farmaco, che tipo di disturbo può avere, non so, cosa gli viene spiegato? E anche gli effetti che possono causare i farmaci, ad esempio. Perché ci sono anche gli effetti collaterali, giusto, dei farmaci, quindi gli viene spiegato bene a una persona che vuole sapere, perché ci sono quelli che si affidano al medico e dicono pensaci tu, ma ci sono anche quelli che vogliono sapere. E poi voglio sapere se una persona si rifiutasse di assumere i farmaci, ha il diritto di farlo, può rifiutarsi, c'è una legge che definisce questa cosa, che tutela in questo senso, o rischia anche il TSO a volte, perché si rifiuta. Allora, cosa succede? Non lo so. Cosa dovrebbe succedere, se vuole ne parliamo. Anche perché, insomma, bisognerebbe girare CSM per CSM e vedere cosa succede. Ma cosa dovrebbe succedere? In generale. Esatto, cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che quando una persona si rivolge a un servizio, a un medico, eccetera, quello che dovrebbe succedere è che gli venga restituito che tipo di problemi ha, come si è arrivati alla conclusione che ha questi problemi, quali sono gli elementi di difficoltà che questi problemi comportano. Cioè, posso dire, guarda, è una depressione, la depressione comporta questi rischi, queste difficoltà, eccetera, eccetera. Il tipo di intervento terapeutico che si vuole fare, inteso intervento terapeutico a 360 gradi, potrebbe essere utile assumere questo farmaco, fare una psicoterapia, fare un gruppo, andare a fare attività fisica, cioè, faccio un esempio, è molto, molto generico. Nel momento in cui, visto che stiamo parlando di farmaci, si decide di prescrivere un farmaco, quello che dovrebbe succedere è che si spiega perché si prescrive quel farmaco, che cosa ci si aspetta che quel farmaco faccia, come quel farmaco funziona, quali sono gli effetti collaterali, quali sono i rischi, quali sono le possibilità di efficacia. Queste cose non è che uno ha il diritto di sapere, è chi le prescrive ha il dovere di dirle. Cioè, sono cose che vanno sempre dette, ma non dagli psichiatri, da qualsiasi medico. In qualsiasi terapia c'è quella cosa che si chiama consenso informato, cioè la persona dà il consenso, ma per dare il consenso deve avere un'informazione, cioè il consenso informato non è vuoi, sì, va bene, no, il consenso informato è ti do questa cosa, perché... Questo, ripeto, è quello che dovrebbe succedere. Ci sono diversi aspetti, questo, diciamo così, anche etici, che fanno sì di dire che dovrebbe succedere, organizzativi, di diritto delle persone, e io trovo molto sensato che una persona, sì, non trovo sensato che una persona assuma qualcosa solo perché gli dicono di assumerla, di farlo, cioè deve sapere perché la prende e a che cosa gli serve, per quanto tempo la prenderà, se la deve prendere per un anno, per 6 mesi, per 4 mesi, se forse la dovrà prendere per più tempo o cose del genere. Se uno non vuole prendere i farmaci, la legislazione italiana dice che che tutti i trattamenti sanitari sono volontari, per cui
a fronte di una proposta terapeutica, uno può accettarla oppure non accettarla. Non c'è nessuno e niente che obbliga, no, in sé la persona a dover accettare quella proposta terapeutica. Uno può sentire un altro medico, può non sentirlo, può dire ci penserò, valuto, eccetera. La psichiatria fa eccezione per un motivo, che è il motivo appunto che è l'unica disciplina e l'unico ambito nel quale sono ammessi dei trattamenti senza consenso, che sono i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori. Allora, è vero che esistono i TSO, però è anche vero che questi TSO sono... TSO, ripetiamolo, è trattamento sanitario obbligatorio. Esatto. I trattamenti sanitari obbligatori, che sono appunto trattamenti senza consenso, nella nostra legge sono molto, molto regolamentati e molto specificati. Cioè, io non posso fare un TSO a una persona solo perché questa mi dice io questo farmaco non lo voglio prendere. I TSO si possono fare sostanzialmente perché avvengono certi criteri, 3 in particolare, che la persona che abbia un'importante, una grave malattia psichica, che rifiuti qualsiasi provvedimento terapeutico e che non ci siano alternative al ricovero ospedaliero, perché se ne deduce che il TSO deve essere svolto in ambito ospedaliero. Cioè, questo di fatto è quello che solitamente accade. Che una persona appunto risponda a questi 3 criteri non è allora riducibile al caso di una persona che dice io questo farmaco non lo voglio prendere. È riconducibile alla situazione in cui c'è una situazione di grave disfunzionamento, di grave disagio, nel quale la persona non è accessibile a nessun altro tipo di intervento terapeutico e non lascia. Devo dire che per fortuna i trattamenti sanitari obbligatori sono davvero una minoranza. E se pensiamo che all'epoca dei manicomi, praticamente fino al 1968, quando ci fu la prima riforma, tutti i ricoveri in manicomi erano obbligatori, cioè non esisteva il ricovero volontario. Capiamo che quanto fu fondamentale la legge 1978 che portò poi appunto alla chiusura dei manicomi e all'equiparazione delle persone con disturbo mentale a qualsiasi tipo di malato, cioè definendo questo principio della volontarietà. Se una persona appunto si rifiuta un programma terapeutico, si rifiuta dei farmaci, ecco, forse quello che va capito è il motivo di questo rifiuto, così come andrebbe capito il motivo della prescrizione, no? Cioè io ti spiego perché ti devo dare questa cosa, tu mi dici di no, beh, parliamo, mi spieghi perché no, nel senso che io ti ho spiegato perché sì e spiegami perché no, perché altrimenti diventa un braccio di ferro e questo ovviamente non va mai bene. È importante che ci possa essere l'apertura, la flessibilità dentro i rapporti di cura, tali da poter discutere e adattare anche alle esigenze, no? Mettiamo per esempio che una persona sia particolarmente preoccupata o spaventata di un effetto collaterale. Ecco, la cosa più sbagliata sarebbe negare che esiste, no? Cioè, no, questo effetto collaterale c'è. Quindi come facciamo ad affrontarlo? Troviamo una soluzione, che magari non è detto che deve essere rifiutare quel farmaco, ma per esempio studiare se ci sono alternative o se ci sono modalità per gestire quell'effetto, cose di questo tipo. Quindi, diciamo, un rapporto di alleanza, provare a trovare la soluzione che non sia negare i problemi. Ecco, perché capisco che certe volte quello che viene detto è prendi questo e... ecco, questo è il consenso informato. In psichiatria il consenso informato è poi particolarmente importante, qualche volta giustamente ha ragione, sottovalutato. Ma viene considerato anche, vengono considerati anche i tempi di assunzione di questo farmaco, perché a volte mi sembra che sia facile prescriverli, ma sia difficile deprescriverli o smetterli. Perché a volte si sente spesso dire, beh, ma perché vuoi toglierli? Adesso stai bene, ti sei stabilizzato, perché vai a togliere una cosa che adesso tutto sommato ti tiene compensato, no? Lo sento spesso questo discorso qua. Quindi andrebbe definita prima, secondo me, prima di prescriverlo insieme al paziente,
di dire proviamo magari a farlo per un periodo, però con la previsione che poi non sia solo questa la cura, ecco, la soluzione, ma ci sia una prospettiva futura, perché se no, cioè, si rischia di fermarsi al farmaco, dire i sintomi sono passati, non c'è più sintomo e tutto tranquillo. Invece sono passati i sintomi, ma in realtà la causa dove sta? Sì, le dico due cose, una in parte risponde e una parte integra. Dipende, questa cosa della durata dipende molto dal problema, no? Ci sono problemi e tipi di terapie per cui io sono completamente d'accordo. È giusto dire ti prescrivo questa cosa che prevedo possa essere necessaria per X mesi, dopodiché vediamo. Ci sono altri tipi di problemi per i quali è un po' difficile dire, bah, te la do. Faccio l'esempio del litio di cui si diceva prima, insomma, no? Il litio va utilizzato per periodi molto lunghi, perché la problematica è cronica. E così certi disturbi sono di lunga durata, la schizofrenia, il disturbo bipolare sono di lunga durata e quindi le terapie sono anche spesso di lunga durata, perché ricordo quello che ho detto prima, no? Sullo stabilizzatore, sul litio, eccetera, non sono risolutivi di per sé, ma sono strumenti per migliorare la qualità della vita della persona e prevenire ricadute e altro. A integrazione di quello che dicevo prima sul consenso informato, che forse può essere anche utile rispetto a questa domanda, c'è da dire che il fatto di non fare un buon consenso informato comporta il fatto che poi le persone vanno a informarsi da un'altra parte, no? E dov'è che vanno a informarsi le persone oggi come oggi? Internet. Su internet, ovviamente. Raccogliendo tutta una serie di informazioni, certe volte ben organizzate, qualche altra volta non ben organizzate, ma che, voglio dire, informazioni che hanno difficoltà a processare, no? Cioè nel senso che comprendono e non comprendono, però leggono certe cose, cioè le leggono. E essendo formulate queste informazioni in modo molto generico e secco, la persona che non ha ricevuto sufficienti informazioni dice: ma come, questa cosa non me l'ha detta, questa cosa adesso mi succede, no? Allora io non sono contrario al fatto, ci mancherebbe, le persone si devono informare e se non è, anzi che vadano, ho sempre piacere se poi qualche persona, le persone vengono da me e me lo dicono, cioè ho letto questo, ne parliamo, cioè parliamo di quello che hai letto, come hai letto, che significato ha. Perché, parliamoci molto francamente, no? Se non c'è poi quella relazione di fiducia, di alleanza, le terapie, insomma, sono fine a se stessi, insomma, no? Però il mondo è cambiato, ecco, da questo punto di vista, è molto cambiato, anche rispetto a 10, a 20 anni fa, no? Al massimo 20 anni fa c'erano i foglietti illustrativi dei farmaci e la persona leggeva quelli, certe volte sì, certe volte no. Adesso legge molto di più, va a vedere molto di più e quindi ha una sua informazione. E quindi chi quando prescrive non dà informazioni, purtroppo crea ulteriori, no, ambiguità, perché la persona che si informa da sola è una persona più disorientata, che in verità riceve molte informazioni ma non sa bene poi organizzarle, insomma, ecco. E questo rinforza ancora di più l'importanza appunto del consenso informato che si diceva. Sì, volevo farle una domanda a proposito del consenso informato. Lei è stato direttore di un dipartimento grande come quello di Treviso, ma lei faceva un controllo per capire se tutti gli psichiatri che lavoravano con lei facevano questo tipo di approccio e informavano i pazienti e riusciva anche, scusi perché anche questa è una cosa, riusciva ad avere anche un controllo sulla erogazione dei farmaci. Ci sono degli psichiatri, può darsi che ne eroghino di più, altri di meno. Adesso è un'idea che mi sono fatta io, può darsi pure che sia sbagliata. Allora, il Dipartimento
aveva all'epoca circa 14.000 pazienti. È evidente che su quel che riguarda il primo versante sono definite, sicuramente ci sono tuttora, eccetera, delle procedure che riguardano l'acquisizione del consenso informato, cioè i medici sapevano che questa parte era indispensabile e fondamentale ed è ribadita, insomma. Ecco. Per quanto riguarda l'erogazione delle terapie, è evidente che le organizzazioni nei centri di salute mentale è un'organizzazione di equip. Dei casi, specialmente quelli più gravi, si discute, si concordano le terapie, si definisce, però è chiaro che non possiamo parlare di quasi 14.000 persone, di 14.000 terapie che poi sono comunque in capo a singoli medici, rispetto ai quali è importante intervenire sulla formazione, cioè sul fatto che ci siano conoscenze sia tecnico-specialistiche in merito all'uso dei farmaci, sia tecnico-specialistiche in base alla qualità della relazione col paziente, insomma. Quindi il mio lavoro consisteva nel incrementare questo tipo di attività di gruppo, di equip, da una parte, dall'altra di incrementare tutta la formazione possibile relativamente all'uso più corretto e più adeguato di questi strumenti, perché poi alla fine i farmaci non sono in sé buoni o cattivi, i farmaci sono uno strumento che può essere bene o male usato e i problemi spesso nascono dal fatto che è usato male. Ecco, io volevo riprendere una cosa che ha già detto in qualche modo Susanna e ribadirla, perché mi sembra un tema molto importante che soprattutto coinvolge noi associazioni, perché nelle nostre associazioni ci sono persone con problemi importanti, insomma, di salute mentale, ed è quello della cumulazione, del cumulo dei medicinali nel corso della vita del paziente. Cioè il fatto che si comincia appunto con un sintomo e si riceve un medicinale, poi semmai ne spunta un altro e c'è un altro medicinale, eccetera, e poi si arriva appunto ad avere molti farmaci. Ecco, su questa cosa qui, che tipo di controllo si può avere, si ha su questa prassi e quanto si sa di queste situazioni? La prima cosa che in un caso di questo tipo va fatta, riportando a quello che dicevo, è che la persona che riceve questo tipo di prescrizione o i suoi familiari, nel caso che si tratti dei familiari, chiedano spiegazione di perché e qual è lo scopo e qual è la funzione e qual è l'uso di tutti questi farmaci. Forse non ci troviamo nello stesso punto di vista sull'idea che ci sono cattive pratiche e controlli. In realtà il problema è promuovere le buone pratiche, cioè il fatto che le persone lavorino bene. E se ci sono degli indicatori, no, come possono essere questi, di alcune terapie poco comprensibili o che sono, come dire, susseguite a tutta una serie di atti che dopo non conoscono più l'origine, no? Nel senso che uno ha cominciato un farmaco, non si ricorda neanche più perché era cominciato. Beh, chi prescrive ne ha comunque la responsabilità e chi riceve la prescrizione ha comunque il diritto di andare a chiedere perché mi dai questo, perché mi dai l'altro, perché ne devo prendere 5, perché ne devo prendere 7, perché ne devo prendere 12. Se intendiamo che in alcune situazioni, lo dicevo, l'ho appena detto, no? Ci sono degli usi non adeguati o non corretti dei farmaci, ci possono essere, assolutamente ci sono. Credo che il diritto delle persone che hanno l'impressione di ricevere trattamenti non adeguati sia quello di andare a discutere con chi li prescrive. Lamentarsi dopo che si è ricevuta la prescrizione e non aver parlato con chi l'ha data serve poco, insomma, ecco. Né tantomeno servirebbe giustificare a priori che è giusto o non giusto che questa cosa ci sia. Se si verifica, sicuramente è un indicatore che qualcosa non sta andando e uno va a verificare perché si è creata questo tipo di situazione. Io comunque non vorrei insistere troppo, però penso che da questo punto di vista un direttore di dipartimento
potrebbe avere e dovrebbe avere anche il diritto di esercitare un controllo, cioè di almeno avere segnalate le situazioni in cui ci sono molti farmaci su una sola persona. Non capisco, cioè, secondo me sarebbe anche giusto, del tutto comprensibile, un controllo da parte del direttore del dipartimento, comunque di un... Lei non è d'accordo? Questo è il suo punto di vista. Mi pare che non Io sia d'accordo. quando lo farà lei, lo farà così. Quando l'ho fatto io ho sempre pensato che il problema non è il controllo, il problema non è il controllo in sé, perché ribadisco, la parola controllo significa che ci sia un modello esatto al quale bisogna comunque. È chiaro che quando ci sono situazioni complesse e difficili, l'ho appena detto, vanno comunque discusse. All'interno di un servizio le situazioni più complicate sono sempre situazioni che poi appartengono all'equipe, non appartengono alla singola persona, appartengono al servizio e come tali il responsabile del servizio ne è sempre informato quando si tratta appunto di situazioni particolarmente complicate. Il fatto che uno abbia tanti o pochi farmaci non è di per sé un indicatore di errore o di cosa che non va, no? E per questo dico, intanto è un problema fra chi prescrive questi farmaci e chi li tiene prescritti. L'errore o qualcosa che non va è su altri piani, cioè se la situazione non cambia, non migliora, se non c'è l'evoluzione del paziente. Io mi preoccuperei molto di una persona, per esempio, che non fa nessuna evoluzione e credo che su questo vadano esercitati delle verifiche. Quando si guarda un servizio si deve decidere quali sono i fenomeni, gli indicatori da tenere sotto controllo, cioè capire se determinati fenomeni avvengono o non avvengono e quindi è sulla base di quelli che uno poi si fa l'idea. Poi ovviamente ognuno ha il suo modo di affrontare le cose e soprattutto il suo modo di pensare a un servizio ideale. Per me il servizio ideale è quello che dà la miglior risposta possibile alle persone che ne hanno bisogno, insomma, quindi ripeto, in questo senso non penso che sia l'obiettivo prioritario verificare se quello ha pochi farmaci o tanti farmaci. L'obiettivo prioritario è se quello è ben curato o non ben curato, se il medico che dà i farmaci è ben istruito, ha tutte le informazioni che gli servono e le sta mettendo in pratica in maniera adeguata, insomma. Ecco. Posso? Volevo dire che spesso c'è un turnover dei medici, non è che ti trovi uno e va avanti per tutto il tempo della cura o insomma, del trattamento. Spesso ti trovi davanti a un medico nuovo e quindi il medico che arriva dopo segue quello che ha fatto quello precedente. Quindi è difficile che modifichi una terapia perché l'ha fatto quello precedente e quindi va avanti così. Poi ne cambia un altro ancora e tu tutte le volte devi stare lì a spiegare la tua storia perché è nuovo, è vero che c'era scritto da qualche parte, però viene meno il rapporto medico e paziente che è molto importante per stabilire un rapporto di fiducia, insomma, capita spesso questa cosa qua. E questa non è, secondo me, una cosa positiva per il paziente, insomma. Certo che non lo è. E il fatto che questa cosa succeda sempre più spesso è uno dei segnali un po' della crisi che c'è nei servizi. Cioè il fatto che un buon servizio, secondo me, un minimo di turnover ce lo deve avere, ma una cosa appunto avere un minimo di turnover perché è giusto che ci sia un cambiamento, un rinnovamento, è una cosa, quello che purtroppo sta succedendo in questi anni, per tanti motivi, in cui purtroppo è vero, c'è un turnover molto accentuato, anche laddove c'è turnover, perché certe volte c'è manco il turnover, nel senso che ci sono proprio delle carenze, persone che vanno, difficili da sostituire, ci sono realtà in giro per l'Italia, non solo per Livello, in giro per l'Italia, in cui i medici non ci sono proprio, da dove ce n'erano prima 3, poi ce ne sono 2, eccetera. È chiaro che questo è quel problema di risorse dei servizi che dicevo prima, che è determinante, perché poi a caduta la qualità di tutti gli interventi scade, compresi quelli farmacologici, non c'è dubbio, perché quello che diceva purtroppo è assolutamente vero, nel senso che
proprio per quella cosa che dicevo, no? Che è la risposta più facile, no? Diventa più facile per tutti, la più semplice, si verifica un po' la terapia, un po' di questo, un po' di quello, e si ritiene che questo in verità è quello che magari in quel momento, nella somma delle risorse e delle energie, è quello in grado di fare, ma non è sufficiente, non è adeguato, insomma, nel senso che la risposta attesa è altra. Per questo, voglio dire, c'è l'attività, noi abbiamo il coordinamento veneto, no, delle associazioni, che si sta spendendo molto, proprio perché ci sia una grande riconsiderazione, anche in questa epoca, discorso appunto del recovery plan, degli investimenti, insomma che la salute mentale sia intesa come una priorità su cui va investito, perché poi c'è poco da fare, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sull'intervento ideale, però poi se le risorse non ci sono, gli interventi non sono per niente ideali, sono purtroppo realissimi e nel loro essere realissimi sono molto limitati e problematici, per cui sono d'accordo, insomma, questo è un indicatore molto negativo. Ma facendo così si rischia la cronicizzazione, perché sembra quasi che il medico presente dice, beh, tanto ci penserà quello che viene dopo, è come se fosse una specie di staffetta, no? Quindi chi me lo fa fare di farlo io? Tanto arriva dopo, subito dopo arriva quell'altro, ci penserà quell'altro. Non succede solo in psichiatria, succede anche in altre aree, ad esempio la reumatologia. Io ho l'artrite reumatoide, quando vado a fare la visita reumatologica mi capita di trovare spesso, ogni 6 mesi mi cambia il medico, e quindi sul più bello che io mi abituo a questa persona perché ho trovato un giusto rapporto, perché mi è simpatico, perché mi fido, se no sul più bello devo cambiare. È vero che a volte il cambiamento può anche cambiare meglio, a volte può essere anche positivo il cambiamento, Guardi, però di reumatologia non mi intendo, però che questo turnover accada così rapidamente in psichiatria è un fatto molto, molto negativo, perché sì, sicuramente in psichiatria la continuità è uno degli elementi di valore quasi certo, rinunciabili. Va assolutamente. bene, io vi interrompo perché facciamo un'altra pausa musicale, poi dopo riprendiamo il tema dei farmaci e anche qualche domanda semmai su questo coordinamento veneto sulla salute mentale di cui il dottor Favaretto fa parte, mi sembra anche un animatore molto attivo. Dopo faremo anche qualche domanda su questo, grazie.